Nel quartier generale dell'ULSS 1 Dolomiti sono calati silenzio e commozione. La notizia della morte della direttrice generale Carraro è arrivata improvvisa nel primo pomeriggio, ha lasciato attoniti e sgomenti i suoi più stretti collaboratori. Fino all'ultimo la dottoressa Carraro ha condotto l'azienda con determinazione e tenacia, portando un nuovo approccio alla sanità in montagna e non smettendo mai di guardare al futuro, scrive in una lunga nota l'azienda sanitaria delle Dolomiti, che esprime vicinanza al marito, al figlio e ai familiari della direttrice generale. Una manager di alto livello, professionista e persona esemplare per competenza e passione, dichiara Zaia, che sulla dottoressa Carraro aveva puntato per la guida dell'ULSS Dolomiti. E al presidente della regione si uniscono le parole di cordoglio dell'assessora alla sanità Manuela Lanzarin e dell'assessore Giampaolo Bottacin, che da bellunese riconosce alla Carraro la capacità di essere riuscita a rispondere al meglio possibile con grandissimo sforzo alle esigenze di un territorio complesso, smussando spesso angoli con competenza, determinazione e professionalità. Cordoglio da Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno e presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1, dalla collega di Feltre Viviana Fusaro, dal presidente della provincia Padrin, che ricorda la dottoressa Carraro per il suo impegno profuso nonostante la sofferenza per sostenere il diritto alla salute dei bellunesi, conservando quell'equilibrio che è dote rara e preziosa in un dirigente. Commossa la presidente di Confindustria Belluno Loren Berton, che di Maria Grazia Carraro scrive: ha saputo fare la differenza in una terra per la quale poteva fare ancora molto. Cordoglio anche dal mondo sindacale e politico, bellunese e regionale, e dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, che con la dottoressa Carraro aveva avviato un progetto per portare a Belluno medici, infermieri e OSS discendenti italiani. Annota l'ULSS 1. Frizzante e ricca di idee, autorevole ma con un sorriso contagioso, ha spronato l'organizzazione ad affrontare i problemi con il pensiero laterale, spingendo tutto il territorio a dare una nuova narrazione delle Dolomiti, centrata sui punti di forza per essere attrattivi. Forte la sua carica umana e la cura delle persone e delle relazioni con cui ha saputo conquistare la fiducia dei bellunesi, spingendo ognuno a dare il meglio e a non arrendersi mai, come ha dimostrato fino all'ultimo respiro.